abbiamo Giuliano Bosco da Giorgio, il presidente, che addirittura quando ci siamo parlati diceva vorrei io sapere voi come vedete lo sviluppo di Chioggia, perché è vero che noi dobbiamo costruire un'offerta, però vorremmo anche capire qual è la visione da costruire insieme. E quindi a questo punto, dato che era partito con questa provocazione, gli chiederei di riprenderla in mano e illustrarcela un po'. Sì, grazie, buonasera a tutti, porto anch'io i saluti del nostro Presidente regionale. Ecco, allora, partiamo intanto chi siamo noi. Allora, settimana scorsa il Comune di Chioggia è stata approvata la VAS per la variante di 3.4 degli alberghi. Raddoppiamo la capacità ricettiva di tutto il sistema alberghiero e avremo anche la possibilità di migliorare il sistema con più servizi e più qualità, sicché noi andiamo verso, come si diceva prima, a un servizio migliore da offrire ai crocieristi. Però quello che a me mi preme è di capire quale futuro avrà il nostro porto, perché se lo vediamo solo ed esclusivamente per le crociere, io credo che sia molto riduttivo. Allora, l'area in questione, che stiamo parlando del porto attuale, è un'area molto piccola, che si presta solo ed esclusivamente per il crocieristico e il diporto di alta qualità. Dobbiamo aprire nuovi scenari, che io personalmente li vedrei aperti in tutta la gronda lagunare. Bisogna fare uno studio master plan anche sulla zona di Piovini. Ci sono circa 500.000 metri quadri di terreni di area incolta che ospiterebbero benissimo quello sviluppo portuale, come si diceva prima, la ZLS. In un porto, se non ha gli spazi per ospitare la logistica, è un porto che non ha futuro. Siamo a livello di banchina, non per minimizzare il lavoro fatto fino adesso, che è splendido, da parte dell'amministrazione e chi ha collaborato, ma se vogliamo dare un salto di qualità dobbiamo pensare grande. Abbiamo la possibilità di questa zona di logistica speciale, abbiamo la possibilità del PNRR. Io vedrei un ampliamento in questo senso. Non andrei a congestionare l'attuale zona, visto che è a 300 metri da Borgo San Giovanni. Ricordo che proprio quell'area è stata soggetto di contenzioso per i bomboloni, sicché se guardiamo in grande sulla zona di fronte a noi, dei Piovini, riusciamo a vedere anche degli spazi che non avrebbero più i problemi come li abbiamo avuti noi qui, e si presterebbe benissimo a qualsiasi tipo di intervento. Ecco che ne beneficia tutta l'economia locale. Allora il segmento del pernottamento va dal business, dagli affari, dalla crocieristica, qualsiasi cosa. E dopo il commercio, come diceva il collega D'Are, dove tutto viene poi a seguito. Ma dobbiamo partire con un disegno di gronda lagunare, oltre che di crocieristico. Il crocieristico è stato lo stimolo che ci ha messo in movimento, ha fatto gli accordi con la portualità di Venezia, ma dobbiamo partire con un disegno. Il disegno, la possibilità di partire possiamo farla anche domani mattina, perché i consiglieri regionali nostri possono interloquire con la regione. Abbiamo un PAT che è fermo in regione da anni e non ce lo sbloccano, sicché dovremmo accelerare i tempi del PAT, il piano di assetto del territorio, e da lì fare il progetto del nuovo porto di Chioggia. Allora avremo uno sviluppo incredibile. Abbiamo ferrovie, abbiamo strade, avremo tutto, non abbiamo la difficoltà della gronda lagunare per fare gli ampliamenti delle infrastrutture, perché i Piovini si trovano di là della Romea. Questa è la mia visione personale e la metto anche a disposizione di chi vuole collaborare per un progetto. Noi abbiamo sempre fatto come associazione albergatori di progetti e consegnati all'amministrazione. Ne faremo un altro di questo in tal senso e lo consegneremo all'amministrazione come spunto, e che si diano un lavoro sia di maggioranza che di opposizione, perché qua non esistono maggioranza e opposizione quando ci sono gli interessi delle località. E il discorso dei lupi, non ci possono essere lupi che mangiano gli altri territori. Se rimaniamo dentro quei territori, pian pianino la cosa che ci alimenta da mangiare ce la mangiamo tutto tra noi e non facciamo business. Rompiamo queste barriere che ci abbiamo messo tra di noi e facciamo veramente un progetto di porto che lo possiamo inserire dentro al nostro piano di assetto del territorio, il PAT.
Ecco, sono stato molto veloce perché vedo che i tempi sono anche molto ristretti, siamo già alle 5:30. Ecco, lascio il microfono perché poi va la parte balneare che è di supporto al nostro sistema turistico ricettivo, che è un grande valore la parte balneare per noi. Prego. In effetti ci siamo divisi un po' gli argomenti, no, e i compiti attorno a questo tavolo. Comunque è importante che gli attori, come dicevo, mantengano questa carica rispetto a tutte le esperienze passate. È chiaro che c'è molta aspettativa, quindi il ragionamento di visione ci sta. Quindi a questo punto passo la parola a Giorgio Bellemo, presidente Ascot, che diciamo nel titolo di questa tavola rotonda c'erano diversi elementi: mare, cultura, natura, infrastruttura, e qui forse la parte della natura è quella più legata alle spiagge ed è un valore assolutamente di questo territorio. Buonasera, grazie di questa opportunità. Mi scuso per un paio di cose. Uno, per la mia postura, perché questa luce che mi fa impazzire, quindi assumo una posizione scusate, e poi un'altra cosa, mi scuso, il mio intervento sarà molto veloce perché sono qua più per ascoltare che per dare un contributo, perché i contributi come Bagnari, insomma, non so cosa sono un po' imbarazzato su questa questione qua, onestamente. Cosa devo dire? Il balneare Chioggia è una realtà molto importante, devo ringraziare di questo come balneare, vedo presente Lucio Tiozzo, devo ringraziare non per il lavoro che ha fatto oggi, ma per quello che ha fatto in passato, che ha creduto a un comparto che era molto dimenticato in questa città, non aveva l'esplosione che ha avuto, e grazie a un'interlocuzione con l'amministrazione precedente siamo riusciti insomma a fare un lavoro nelle spiagge che è evidente è un po' fiore all'occhiello di questa città. Con questa amministrazione speriamo perlomeno di continuare in questo solco, in questo tracciato, e mi sembra che le condizioni ci siano tutte. Prendo lo spunto del comandante del porto quando ha detto un passaggio sulla bagnazione e sulla sicurezza. Ecco, noi siamo la realtà balneare che offre, il comandante non può testimoniare, i canoni più alti di sicurezza. C'è un lavoro fatto tra le associazioni di categoria, i balneari, quindi Ascot e Gems, l'amministrazione comunale e la Guardia del Porto, che ha un'attenzione per la sicurezza in spiaggia unica. Tutti noi abbiamo 7,5 km di arenile, tutto cardio protetto, addirittura con 5 posti di primo soccorso in spiaggia, cose che altre realtà del Veneto non hanno. Un ospedale che viene implementato d'estate di servizi. Quindi cosa voglio dire? È una realtà imprenditoriale molto importante, chiaramente non può essere scollegata dal resto del tessuto connettivo di questa città, a cui si è inserito anche la crocieristica. Tutti facciamo questo riferimento meraviglioso a quelle 7 branchie di lupo. Noi siamo in questa città più di 7 branchie di lupo, sicuramente vanno trovate quelle condizioni anche caratteriali per far sì che il potenziale che c'è tutto venga veramente messo a disposizione di tutti, degli abitanti, dei turisti e della comunità intera. Noi facciamo bene il nostro lavoro, lo fanno bene gli albergatori, lo fanno bene i commercianti, lo potremmo fare meglio sicuramente, ma purtroppo tante volte lavoriamo a compartimenti stagni, per un fatto anche caratteriale. E questo va sicuramente superato, perché è un aspetto che purtroppo ci contraddistingue. È una città che offre molto, anche a livello culturale, le rappresentazioni teatrali, anche di musica jazz e quant'altro, che forse non promuoviamo abbastanza. Le baruffe in calle itineranti, insomma, che da 20 anni ci caratterizzano, no? È una cosa secondo me meravigliosa, ma non solo questo, e tante marziano, ci sono tante manifestazioni che magari non vendiamo molto bene. Ricordiamoci però che Chioggia non è solo Chioggia, abbiamo centri storici sottomarina, ma anche delle funzioni. Quando dicono abbiamo l'autore di Beve che ci è cara perché abbiamo vinto una guerra contro i genovesi per difendere Venezia, ed oggi dentro c'è un orto di radicchio, quello di qualcosa non funziona. No, questo per dire che in realtà, e mi ripeto e chiudo perché veramente mi toglie un imbarazzo, perché amo più ascoltare e poi fare piuttosto che dire, c'è questo potenziale, 70 stabilimenti balneari, 70 alberghi, 20 campeggi, non so quante darsene. Si deve pensare a un turismo lento, si deve pensare a mettersi in sintonia con Venezia, sì, ma non dimentichiamoci il delta del Po, che è meraviglioso, perché così noi abbiamo la nostra Varena, che se voi vedete oggi abbiamo 7 cigni, ormai stanziati 7 cigni, erano 2 fino a 2 anni fa,
abbiamo gli oroni rosa, abbiamo tanti animali che probabilmente emigrano e quindi apprezzano anche loro questa località. Ecco, un passo indietro tutti per fare due avanti e per fare veramente sistema. Grazie.